Lunedì 12 febbraio, buongiorno Sicilia da Michele Cucuzza e da Angelo Gagliano. Oggi parleremo di allarme siccità in Sicilia, della nuova chirurgia robotica a San Marco di Librino e incontreremo chi ci dà la manna, non dal cielo ma dagli alberi direttamente. Ma intanto l'attualità, purtroppo con la tragica vicenda di Altavilla Milica, c'è l'ombra del fanatismo religioso dietro la strage, c'è il sospetto che sia stata ispirata da una setta. Un muratore di 54 anni ha ucciso la moglie, ne ha bruciato il cadavere, ha ucciso anche 2 dei 3 figli e poi si è costituito ai carabinieri. Agghiacciante il suo racconto, volevo liberarli dai demoni, risparmiata soltanto la figlia prediletta che ora si trova in una comunità protetta. Immaginiamo in che condizioni. Ha detto: hanno fatto un esorcismo, fermata una coppia di palermitani. L'ombra del fanatismo religioso dietro la mattanza di Altavilla Milica, con un muratore in carcere ed una coppia di palermitani sospettate di aver avuto un ruolo nella strage. Mi chiamo Giovanni Barreca, ho ucciso la mia famiglia, venite a prendermi, vi aspetto a Casteldaccia. Inizia tutto da questa telefonata che gela il sangue persino all'operatore del 112. Mentre una pattuglia prende in consegna l'omicida, un muratore di 54 anni, un'altra va nella sua casa di Altavilla. Raccapricciante la scena a cui assistono i carabinieri. A terra ci sono i cadaveri dei 2 figli, Emanuel 5 anni e Kevin di 16. La terzogenita 17enne è seduta sul letto in una stanza sotto shock, avrebbe assistito ai delitti. L'ultima vittima, la moglie del muratore, Antonella Salamone 41 anni, viene trovata dopo ore. Pezzi del suo corpo carbonizzati sono in un giardino sotto un cumulo di terra. Barreca viene portato in caserma e alla confessione telefonica giunge agghiaccianti particolari. C'era il demonio in casa, dirà. Lo confermano anche le parole della figlia superstite: hanno fatto un esorcismo per scacciare il demonio, avrebbe detto la ragazza ai carabinieri, accusando il padre e la coppia di amici che frequentava Barreca per motivi religiosi. Per tutti e 3 in serata è stato disposto il fermo. Inquietante il racconto di una vicina di casa. Per me è una diabolica. C'è una che mi va a spegnere anche la luce della Madonnina e dice la devi togliere perché Dio non vuole nessuna altra immagine fuori da lui. Le autopsie diranno come sono state uccise le 3 vittime e potranno confermare l'ipotesi secondo la quale i ragazzini sarebbero stati strangolati con grosse catene. Ancora da capire inoltre perché la figlia 17enne dell'assassino, pare la prediletta, sia stata risparmiata. Su disposizione della procura dei minori è stata portata in una casa famiglia. Il sindaco Pino Virga ha sospeso tutti gli eventi organizzati per il carnevale, previsto il lutto cittadino nel giorno delle esequie. I 2 palermitani fermati, Sabrina Fina e Massimo Carandente, sono considerati anche loro fanatici religiosi dagli investigatori e, come il muratore reo confesso, sono accusati di omicidio plurimo e soppressione di cadavere. Sono in corso indagini per risalire ai ragazzini che hanno aggredito 2 studenti belgi che frequentavano l'Erasmus a Palermo. Intanto altri episodi di violenza e di vandalismo si susseguono nel capoluogo. Vediamo. Non accenna a rientrare l'allarme violenza gratuita a Palermo, dove ogni fine settimana diventa ormai una raccolta di episodi occorsi dal centro alle periferie. Continuano le indagini tese a identificare gli aggressori di 2 studenti belgi in Erasmus in città, che sono stati accerchiati e rapinati dopo una serata trascorsa nel quartiere Ballarò, nei pressi del mercato, diventato area della movida. Una rapina violenta analoga si era verificata 5 giorni prima. La violenza si consumava a Ballarò mentre le forze dell'ordine stavano invece seguendo controlli in Piazza Magione, altra area della movida, dove sono state elevate contravvenzioni ed effettuate segnalazioni e denunce. Ma la violenza non riguarda soltanto la movida e la microcriminalità, si susseguono anche atti di vandalismo. L'ultimo riguarda una sassaiola contro un autobus dell'Amat, stavolta a Brancaccio. L'episodio è avvenuto ai danni della linea 210 che collega via Oreto a Viale dei Picciotti. Finestrini rotti e cocci di vetro che volano anche all'interno del mezzo, ma per fortuna nessun ferito. Episodi simili nelle scorse settimane da sud a nord della città, anche in Corso dei Mille e allo Zen, a dimostrazione del fatto che ormai tutta la città è interamente accomunata da queste violenze e danneggiamenti immotivati. Anche Catania è ostaggio di ladri e vandali, dalle casse automatiche dei parcheggi ai furti di biciclette. Chi oggi ce lo fa anche per pochi spiccioli, pochi euro, e molte volte riesce a farla franca.
Si ruba e si vandalizza, a volte per pochi euro, altre volte per il semplice gusto di danneggiare. Catania è sempre più ostaggio di gente senza scrupoli che dal centro alle periferie colpisce indisturbata. Si spogliano strade, si depreda il ferro di tombini e caditoie e non passano di moda i furti di auto e biciclette che alimentano il fiorente mercato della ricettazione. Annesima, ignoti sono entrati in azione nella sala d'attesa del parcheggio scambiatore ed incuranti della presenza di 3 telecamere interne, bisognerà capire se funzionanti, hanno arraffato pochi spiccioli, mettendo KO una delle casse automatiche. Simili scene sono state segnalate in centro, dove sono state prese di mira le macchinette di sostare. Dalla mobilità sostenibile agli insostenibili furti di biciclette, una vera piaga sociale nelle città metropolitane, dove la depenalizzazione di alcuni reati sta portando ad un incremento dei fenomeni. E si susseguono le denunce dell'associazione Salvaciclisti, che sollecita l'intervento delle istituzioni. Il nostro appello è quello che facciamo al Presidente del Tribunale di Catania, di aiutarci a iniziare a fare delle indagini serie e per incominciare a fermare questa cosa che sta continuamente accadendo. Ci sono tantissimi ciclisti che non vanno solo in bicicletta perché si spostano per una mobilità sostenibile. Noi abbiamo dei lavoratori che sono veramente in condizione già precaria. Ladri di biciclette che a volte danneggiano chi il mezzo a 2 ruote lo utilizza non per hobby ma per lavoro, come i rider. E sappiamo che i rider vengono continuamente rubati dei loro mezzi per lavorare, di cui sono impossibilitati spesso dalla loro condizione economica nel ricomprarsele. E sui social aumentano le adesioni al gruppo Bici Rubate a Catania, segnalazioni e avvistamenti che purtroppo crescono di ora in ora, così come i furti. La rassegna stampa con Angelo Gagliano. Sì, Michele, allora cominciamo subito la rassegna, andiamo a vedere la prima pagina della Sicilia di Catania, così come su tutti gli altri quotidiani. In primissimo piano c'è la mattanza del diavolo, così scrive la Sicilia, la tragedia nel Palermitano, c'è il demonio in casa, muratore uccide la moglie e 2 figli, risparmiata la prediletta, una coppia di amici in caserma, l'ombra della setta su questa vicenda. Allora, prima di andare a vedere le altre notizie, gli altri fatti, andiamo ad affrontare e leggere dalle pagine interne. Qui c'è il demonio e fa una strage, risparmiata solo la figlia prediletta, la tragedia di Altavilla Milicia, il corpo della moglie bruciato, coppia di amici sotto torchio. questa è la situazione. Poi il profilo del carnefice, le testimonianze, l'ossessione per i gatti, visti come il diavolo, i deliri sui social, il pastore evangelico, la famiglia non frequentava nessuna chiesa, in casa incontri di preghiera. Ma c'è anche l'esperto che parla, il risultato aberrante di un pensiero ossessivo. Vera Slepoi, le sette concepiscono realtà senza confronto. Questo è quello che viene raccontato, ma questa notizia chiaramente la ritroviamo anche sulle pagine dei quotidiani nazionali. Siamo sulla Corriere della Sera, ad esempio: massacra in casa la moglie e 2 figlie, c'era il demonio, venite a prendermi. A Palermo sono stati fermati il 54enne, una coppia di ex compagni di preghiera, complici, l'ipotesi poi di una setta. La nonna e la zia, difficile crederci, gli evangelici non venivano più ai nostri incontri. Questo è quanto viene dunque riportato. Volevano liberarci con un esorcismo, la figlia sotto shock, forse è stata drogata, la 17enne sua prediletta per giorni accanto ai corpi. Ma la stessa notizia viene riportata anche da Repubblica nell'edizione nazionale: massacra moglie e figli, la strage di Palermo durante un esorcismo, avevo Satana in casa, complice una coppia, 3 morti in una villetta di Altavilla, unica superstite la primogenita, trovata sotto shock, la donna bruciata, i ragazzi torturati con catene, fermati anche 2 conoscenti. Questa è, diciamo, il racconto e il resoconto. Io sono il soldato di Dio, la pista della setta dietro ai deliri del muratore, dunque la descrizione dell'uomo. Li ho liberati, siamo sulla Stampa, stamattina davvero tutti i quotidiani, li ho liberati dal demonio. Palermo uccide la moglie e 2 dei 3 figli, c'era Satana nei loro occhi, fermata coppia di amici, si sospetta una complicità in un folle esorcismo. Poi ancora,
una fragile vittima del fanatismo, era in balia di un sedicente Santone, sociologo esperto di religioni, ha espresso il suo disagio evocando il dialogo. Queste sono dunque le pagine, alcune delle pagine dei quotidiani nazionali che riportano questa terribile notizia di questa strage familiare. Torniamo allora alla prima pagina adesso della Sicilia di Catania. Vedete, ci sono due fotonotizie molto eloquenti. Da una parte c'è Amadeus con applausi. Amadeus saluta con un festival record, mentre polemica sul peso del voto della sala stampa sulla vittoria di Angelina Mango. Dall'altra parte, ahimè, i fischi in ginocchio, il nuovo acquisto, l'acquisto più pregiato del mercato di gennaio del Catania. Stiamo parlando di Sturaro. Il Catania pareggia 0-0 al Massimino contro la Casertana, i tifosi contestano prima gara ed espulsione per Sturaro, giocatore di grandissima esperienza, che però insomma è stato assai ingenuo per volere utilizzare questo termine, che è anche diciamo anche forse delicato nei confronti di un giocatore così esperto. Poi verso le europee, Crocetta, Idea Azione, il Movimento 5 Stelle, gli assi antimafia, Antoci e patronaggio, e poi a Ribera l'acqua del fiume Sosio Verdura scaricata a mare. Questa diciamo è la prima pagina della Sicilia. Andiamo poi a leggere cosa succede, le notizie più significative anche che riguardano la città di Catania, con la pagina dedicata a Catania, la provincia. Intanto cominciamo con un furto al museo, caccia al Lupin et Neo, un'epigrafe funeraria ebrea scomparsa dalle sale del Castello Ursino. Stanno indagando adesso i carabinieri, la denuncia risale al 19 di gennaio, forse l'area dove era esposta l'opera non era inquadrata dalle telecamere. E poi ancora Piazza Vincenzo Bellini, il buio della mala movida oscura la casa del mutilato. Queste sono altre notizie che riguardano dunque la città di Catania. Restando a Catania, l'appello, il giardino Bellini, polmone verde della città, salviamolo. C'è una lettera appello sulle condizioni della villa e sull'esigenza di intervenire. E poi adesso nelle pagine interne parliamo di Movida blindata nel fine settimana, nel weekend, dispositivi interforze nelle zone calde, da Piazza Bellini fino a Castello Ursino, elevate multe soprattutto ai motociclisti senza casco, pugno duro contro i posteggiatori abusivi, ma c'è di più in questi controlli. Stragi del sabato sera, carabinieri in campo con l'etilometro, 72 le patenti che sono state ritirate. Questo per quanto riguarda, diciamo così, i fatti che riguardano la città di Catania. Adesso torniamo sulle altre testate, siamo sul Giornale di Sicilia. Il folle fanatismo di una strage, questo il titolo. Riti satanici e fede deviata, la convinzione di voler liberare la casa dal demonio dietro il gesto dell'uomo che ha ucciso moglie e 2 dei 3 figli, aiutato da una coppia. Così scrive il Giornale di Sicilia. Poi la testimonianza shock, il paese è sotto shock, una vicina, lui la picchiava, mi faceva paura, la nonna e la zia di lei, c'erano problemi di soldi. E poi l'analisi anche della Chiesa, la gente in balia di 7 maghi, abbiamo ricevuto 1000 segnalazioni in 4 mesi, un numero davvero impressionante. Il profilo poi di uno dei figli, chi era Kevin, le sue passioni, l'arte, l'ornitologia, la foto dell'uomo, vedete Giovanni Barreca, il manovale autore del massacro, con la moglie Antonella Salamone, nella foto a sinistra per l'appunto il figlio, una delle vittime di questa incredibile tragedia. Strage familiare regionale, si avvicina l'intesa sul contratto per quanto riguarda i lavoratori. Dopo 2 anni di trattative forse c'è uno spiraglio. I trattori, dialogo aperto, Calvani tende la mano, annunciata un'altra raffica di manifestazioni. E intanto USA e Egitto sono in pressing a vuoto su Netanyahu, non si ferma la guerra nella striscia di Gaza. Per quanto riguarda questo, i fatti chiaramente di carattere internazionale, ma sempre, come possiamo vedere,
sul giornale di Sicilia. Amadeus premia Angelina Mango e conferma l'addio. Il bilancio di Sanremo, stamattina un po' tutti i quotidiani tornano sul festival con una serie di polemiche a 360 gradi, non solo di carattere musicale. Il Palermo, siamo al calcio, ora ha il ritmo per la Serie A, lo scrive per l'appunto il giornale di Sicilia. Passiamo alla Gazzetta del Sud. Intanto Sicilia, dati economici confortanti, questo dice, ma bisogna cogliere le occasioni, colmare il gap infrastrutturale. Il presidente di Confindustria Gaetano Vecchio a parlare, il nuovo presidente di Confindustria Sicilia. Il PIL dell'isola è destinato a crescere nei prossimi 5 anni. Queste sono le previsioni degli industriali. A Messina, patto per lo sviluppo tra Comune ed Ateneo, il sindaco di Messina e la rettrice, un lungo confronto istituzionale tra i vertici dell'ente locale e l'università, tanti progetti condivisi. E la presidente dell'antimafia, da liberi di scegliere arriva una speranza. L'onorevole Chiara Colosimo conferma l'impegno di voler trasformare il progetto del giudice Di Bella in legge di Stato. Anche sulla prima pagina però della Gazzetta del Sud vediamo e leggiamo: sento il demonio, estermina la famiglia, un 54enne nel Palermitano uccide la moglie e 2 figli, la donna bruciata e sepolta. Restiamo sempre sulla prima pagina perché il gelo tra Biden e Netanyahu, i siluri di Trump alla NATO sono i fatti di carattere internazionale, fra poco ci andremo e leggeremo chiaramente anche di questo. E poi un appendice che riguarda l'impresa del Messina ad Avellino, i biancoscudati segnano nel primo tempo, poi Fumagalli salva 2 volte il risultato, mercoledì ci sarà la gara con il Sorrento proprio in casa del Messina. E prima di chiudere diamo un'occhiata anche al Festival di Sanremo, la festa di Angelina Mango, le ultime 2 polemiche. Due, non una. 2 polemiche. L'artista lucana si gode il successo, ma ancora qualche scintilla sul televoto. Insomma, meccanismo tanto che la RAI vorrebbe cambiare il sistema di votazione. Fra poco ne parleremo meglio con i quotidiani nazionali. Che vedremo fra pochissimo dopo questa breve pausa. State con noi, buongiorno Sicilia, a più tardi. Buongiorno Sicilia, siamo arrivati alla rassegna stampa nazionale con Angelo Gagliano. Eccoci, allora ricominciamo con i quotidiani, stavolta come hai detto tu, hai anticipato i quotidiani nazionali, c'è il Corriere della Sera e vediamo subito le polemiche legate al voto di Sanremo, il caso Gali con Israele, l'addio di Amadeus. Ecco, concentrato in appena 2 righe, insomma, tutto quello che c'è su questo festival che comunque è stato sicuramente un grande successo mediatico. Giurie, radio, telefoni, chi sceglie il migliore, questa diciamo è l'osservazione di Landrea Lanfranchi e quindi insomma c'è tutto un mondo, e poi vi racconto Geolier e l'hip hop napoletano, c'è un approfondimento di Roberto Saviano sulla prima pagina del Corriere. Questo per restare ai fatti legati al festival che troveremo comunque su tutti i giornali stamattina. E poi però ci sono le parole forti di Trump, qui bisogna fare attenzione, si parla di cose davvero molto molto serie, schiaffo alla NATO. L'ex leader degli Stati Uniti, Mosca attacchi pure i paesi che non pagano, i paesi della NATO che non pagano. Mai un candidato presidente aveva detto una cosa del genere. E poi insomma fa il gioco di Putin, c'è l'ira di Stoltenberg che è praticamente il capo della NATO. E su Gaza è quasi rottura tra Biden e Netanyahu che insiste avanti nella striscia. Anche perché poi si vota a novembre negli Stati Uniti, quindi Biden deve anche avere un atteggiamento un po' prudente rispetto a Israele. Poi la fotonotizia, ne abbiamo già parlato, in casa c'è il demonio, uccide moglie e figlie, ma abbiamo affrontato il tema prima con la rassegna stampa, siamo andati anche sui quotidiani nazionali. Anche qui, vedete, la notizia di oggi, quella più importante, è questo annuncio shock di Trump: non difenderò dai russi chi non paga la NATO.
e poi l'editoriale di Ezio Mauro, il presidente Biden e il fattore età. Cioè, ognuno dei due ha un problema. Esatto, non mancano le questioni che riguardano poi la nostra Italia, perché siamo sotto esame, così dice Repubblica. Oggi a Roma ci sono i tecnici della commissione che interrogano l'esecutivo su 19 quesiti. Premierato, giustizia, libertà di stampa, sondaggio per il cittadino, 1 su 2 il governo è sulla strada sbagliata, salari, consensi a Banca Italia, oltre 500 contratti sono scaduti, intanto c'è uno scambio di accuse tra la Meloni e la Schlein sui fondi per il Mezzogiorno. Ma come possiamo vedere anche Repubblica stamattina c'ha il suo bel da fare ancora con il Festival di Sanremo, dossier Sanremo. Oggi si apre la successione ad Amadeus, c'è una rosa di nomi, ci sono tanti nomi che vengono fatti per il Festival di Sanremo. E poi ancora, prima pagina, non possiamo chiaramente che rimarcare, vede il diavolo in casa, massacra figli e moglie, quello che abbiamo già raccontato in maniera piuttosto, diciamo, approfondita. Sulla Stampa c'è un'apertura un po' diversa, ma poi troveremo gli stessi temi che si vedono anche sugli altri quotidiani. C'è un incontro Conte-Landini, pare che ci sia stato questo vertice con un patto sul lavoro, un'intervista poi a Ciriani, difficile fare di più per gli agricoltori e Salvini rilancia il condono edilizio. C'è stato un incontro segreto, scrive il quotidiano di Torino, a casa del leader del Movimento 5 Stelle, al centro il salario minimo, 10 milioni senza contratto sarebbero le persone che lavorano nel nostro paese. Poi qui c'è la foto, vedete, bella in mostra, Trump attacca la NATO e poi vedete gli approfondimenti, i due leader, Donald scarica l'Europa, Biden ultimatum a Bibi, insomma le difficoltà che i due diciamo, principali attori della politica statunitense in questo momento stanno vivendo, chi più chi meno. E ora chi eredita il 75% di share di Amadeus? Questa è una brutta storia, perché chiunque dovesse arrivare a questo 75% davanti che... Sono preoccupati i quaotidiani di questa cosa. Sono molto preoccupati. Guarda, ti dirò che stamattina, a proposito, visto che stiamo affrontando il tema Sanremo, su Sanremo ci sono paginate intere, il Corriere ad esempio, sulle pagine interne, Sanremo, polemica sul verdetto, la RAI, rivedere il sistema di voto. Quello è importante. Nel giudizio popolare Geolier 60%, Questo. per Angelina il 16,1%, lei vince grazie a Stampa e radio. Il Corriere lo dà per certo, non lo mette in dubbio. No, dice guarda, ci sono le classifiche, televoto e quello finale. Geolier 60% per il televoto, Angelina 40,3%, prima nella classifica dei voti tra televoto, giuria delle radio e delle stampe. Questo è quello che... Quindi vincitore sarebbe stato Geolier. Per il televoto, che è una delle tre componenti chiaramente. Certo. Ma non abbiamo finito, perché su Sanremo ci sono anche altre discussioni, altre polemiche, anzi la polemica, come scrive il Corriere. Quella politica. Esatto, palco usato per diffondere odio per Israele, Gali è un caso, l'ambasciatore attacca il cantante dello stop al genocidio, lui sbaglia a dire così. E poi c'è l'imbarazzo dei vertici RAI, la solidarietà con una nota, la di Sergio dribbla le domande in sala stampa, la riunione dello staff per contenere le polemiche. Insomma, quest'anno il festival finora non aveva lasciato, non c'erano state questioni politiche, ma mi pare che il post è piuttosto animato. Guarda, a proposito di Sanremo, l'impero di Ama è la dura battaglia per la successione, perché adesso si cominciano a fare i nomi, no? Il grosso interrogativo. Il conduttore: non farò l'eremita ma ho bisogno di nuove sfide, e parte il Totonomine. In pista ci sono Bonolis, Conti e Milli Carlucci. Questi sono insomma i primi tre che stamattina riusciamo in qualche modo a leggere, ma ce ne saranno altri probabilmente nelle prossime settimane che si affiancheranno a questi. Allora torniamo di nuovo alle prime pagine, ci siamo distratti con il Festival di Sanremo, siamo sul Giornale.
Trump, pagate o finirete con Putin. Questa è una sorta di minaccia, messaggio all'Unione. Beh, più chiaro di così. Esattamente. L'ex presidente incoraggerei Mosca a invadere i paesi che non danno soldi alla NATO, scoppia la polemica. Beh, l'ha detto, quindi insomma, più chiaro di così. Poi quei fan di Gaza da Sanremo all'ONU, Gali e non solo, le riflessioni sempre sul festival, da Conte a Schlein sulle foibe e ancora silenzio. Lasciamo il giornale per andare sul Fatto Quotidiano, eccolo qui. Sanremo non finisce più. Voti spariti, Israele e politici furiosi. Quindi alla fine questo festival lascia praticamente una sorta di tsunami di polemiche. La RAI vince con lo share, ma chi ha votato si sente derubato. Non solo canzoni. Quelli del televoto. Sì, perché ecco, pare che insomma una cosa che dicevamo. Sì. Quindi vedremo un po' che cosa effettivamente cosa c'è di vero. Probabilmente ci saranno anche delle indagini interne alla RAI, staremo a vedere. Libero, gli ebrei le suonano al festival, dopo gli spot pro-Palestina nella serata finale, sfregio di Gali a Israele, stop genocidio. E l'ultimo caso, protesta dell'ambasciatore delle comunità ebraiche, vergognoso, si semina odio. E poi ancora Fassino, nessuno ricorda le vittime di Hamas e la sinistra lo lincia. Questo è insomma la sintesi. Il sondaggio di ABC News, gli americani scaricano Biden, è troppo vecchio e quindi insomma il problema dei democratici è trovare evidentemente un altro competitor per Trump. Questo è il sondaggio fatto da ABC. La cessione del controllo della Saras, questo è un impero davvero, Moratti ha venduto il suo impero, l'impero di famiglia, quindi insomma è da verificare da un punto di vista economico l'importanza e la valenza di questa operazione commerciale. Abbiamo altre prime pagine da vedere, siamo adesso sulla Nazione di Firenze. Zuppi, un inganno, il diritto di morire. Il presidente della CEI in campo sulle norme per il fine vita, decisive le cure palliative e il caso è un caso la delibera dell'Emilia Romagna, Calenda e Renzi corteggiano la Bonina in vista delle europee, il governatore De Luca fa litigare Meloni e la Schlein. E le parole insomma della Schlein e di De Luca hanno riportato di nuovo tensione fra i leader, il Presidente del Consiglio e il capo della opposizione. Papà sarebbe fiero, sono le parole di Angelina Mango, la mia vittoria è più bella. Amadeus conferma, ora lascio Bufera sul televoto anche sulla prima pagina della Nazione di Firenze. Chiudiamo la lettura stamattina dei quotidiani con Il Tempo di Roma. Il Sanremo di Hamas, Festival della discordia. Dal palco dell'Ariston, messaggi pro Gaza, indignazione degli ebrei, l'ambasciatore Alon Barra contesta testi e appelli, vergognosa diffusione dell'odio, la RAI si scusa dopo le proteste ma la sinistra si schiera con la propaganda anti-Israele. E poi c'è come sempre, vedete, le riflessioni di Osho. Vediamo... C'è Netanyahu che dice, è Netanyahu no mi pare, dice, mica ti piacerà Gali, ma che scherzi, io ho votato per Annalisa poi. Insomma, questo è quanto scritto. E poi c'è un'altra notizia di cronaca che stamattina si ritrova su tanti quotidiani: un uomo sbranato da 3 Rottweiler, bruttissima storia, l'aggressione mortale a un jogger alle porte della capitale, cani fuggiti da una villa. Terribile, terribile davvero questa notizia di cronaca che insomma fa il paio con la strage familiare avvenuta a Palermo. Ci fermiamo provvisoriamente qui allora, Angelo, giusto? Sì, sì. Allora andiamo a dare un'occhiata subito al tempo, poi ci saranno i primi ospiti, parleremo dell'allarme siccità. State con noi, buongiorno Sicilia. Ben ritrovati ai nostri telespettatori da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Tempo e miglioramento al nord Italia per l'avvio della nuova settimana, un po' di variabilità invece al centro-sud con qualche residuo piovasco. Diamo subito uno sguardo nel dettaglio alla situazione attesa in Sicilia per la giornata di lunedì, quando avremo un parziale miglioramento. Non mancheranno infatti delle schiarite, permarrà però della variabilità con qualche piovasco, specie sulla fascia tirrenica. Ventilazione sostenuta con mari anche fino ad agitati.
clima mite con temperature massime tra i 18 e i 20 gradi. Diamo un accenno anche alla situazione attesa poi per la giornata di martedì in Sicilia. Non mancheranno ampi e schiariti, avremo il passaggio di qualche annuvolamento, qualche isolato piovasco sulla fascia tirrenica, in particolar modo sulla zona del Messinese. Ventilazione che a tratti soffierà ancora sostenuta, temperature massime che non subiranno particolari variazioni, valori ancora oltre i 15 gradi. Dettagli scaricando la nuova app di Trebi Meteo. Posso dirti ciò che sento da tempo? Dimmi. Tutti i giorni su Antenna Sicilia alle 12:50 E 19:20? c'è chi la vuole Cotta. Meno male che c'è Why the Shade of Pain, interpretata benissimo dai nostri protagonisti del promo. Adesso parliamo di cose serie. C'è con noi il dottor Salvatore Bortolotta, che è direttore dell'unità operativa complessa di urologia della San Marco a Librino. Benvenuto, dottore. Arriva un secondo robot, è così? Arriva un secondo robot perché è già presente un robot in azienda. Il nostro presidio ospedaliero fa parte del Policlinico Universitario Rodolico. E arriva un secondo robot per il semplice motivo che per le lunghe liste d'attesa che abbiamo, lo smaltimento di trattamento di patologie oncologiche, perché facciamo subito un po' di chiarezza, stiamo parlando di tumore maligno della prostata, non parliamo di sarà utilizzato patologie. per questo? È già utilizzato per questo. Si aggiungeranno la chirurgia generale e la ginecologia, che anche loro faranno dei trattamenti di patologie di tipo oncologico. Ecco, quali sono i vantaggi del fatto di avere questo secondo robot? Oltre, immagino, fare più in fretta. Accennerei un attimo qualcosa sulla tecnica, perché stiamo parlando di un intervento che viene eseguito in laparoscopia, quindi solo con accesso attraverso 5 fori praticati nell'addome. Con l'ausilio del robot è una laparoscopia che riesce meglio rispetto alla laparoscopia, quindi abbiamo una riduzione di quelli che sono gli effetti collaterali relativi all'intervento stesso. È l'intervento più eseguito nel mondo per il trattamento del carcinoma alla prostata, che ahimè risulta essere oggi il carcinoma più frequente nell'uomo. E quindi, dottore, ci sono accelerazioni nei tempi? Sì. Beh, intanto il paziente il giorno dopo è in piedi. Questo è un grande vantaggio per il paziente perché non ha dolore. Vengono praticati solo 5 buchi invece che un'incisione sull'addome. E la dimissione è più veloce. I pazienti vengono dimessi in seconda, terza giornata. Riduzione delle trasfusioni di sangue, così come di farmaci antidolorifici. Insomma, questo è un impegno da parte delle aziende sanitarie che acquistano il robot, è un impegno economico che però si traduce in una migliore qualità di vita dei nostri pazienti. Non c'è dubbio, non c'è dubbio. E però fa un certo effetto, adesso non so se qualche immagine corrisponda esattamente a ciò di cui stiamo parlando, l'idea che il chirurgo operi attraverso una console a distanza con degli schermi, Dottore, non ci siamo abituati ancora forse. Non in Sicilia, ma tenga conto che questo è l'intervento più eseguito nel mondo. Una tecnica nata negli Stati Uniti, io la seguo ormai da più di 12 anni. Sono stato uno dei primi a Catania a fare questo tipo di intervento. Ecco, stiamo vedendo qualcosa esatto. di simile, vero? Quello sono proprio io, è venuto l'altro giorno alla vostra redazione a fare appunto delle riprese. Le braccia del robot vengono appunto guidate attraverso dei joystick. Sì. Attraverso dei joystick, mentre gli aiuti sono al tavolo operatorio. L'unico che non è al tavolo operatorio è il chirurgo, ma attenzione, non è il robot che opera. Quello sarebbe un automa, invece in questo caso è un robot che è uno strumento che è utile per migliorare la tecnica, è utile, dicevo ancora, per diminuire quelli che sono gli effetti collaterali, ma grande vantaggio che le immagini sono ingrandite di circa 12 volte e c'è un sistema che si chiama End-of-Earth, che è un sistema che permette attraverso l'uso dei joystick una maggiore capacità manuale del chirurgo. Tenga conto che le nostre mani hanno 5 gradi di libertà, di movimento, con il robot arriviamo a 7. Questo significa... Ma questo richiede anche una certa esercitazione, assolutamente. Tenga conto che chi si approccia alla chirurgia robotica deve seguire tutto un percorso di formazione
Percorso di formazione che prevede la possibilità di essere, diciamo, indipendenti nel momento in cui si raggiungono circa 30-50 procedure. Io questa formazione l'ho fatta già 12 anni fa, adesso i miei colleghi, il chirurgo e il ginecologo, stanno proprio facendo questo percorso di formazione, a breve saranno pronti anche loro. Torniamo un attimo indietro, dottore, perdoni la banalità delle domande, ma che differenza c'è? Perché lei dice questo non è mica un automa, questo è un robot, che vuol dire? L'automa è una macchina che, grazie anche all'intelligenza artificiale, diciamo oggi un argomento molto di moda, certo. È una macchina che comunque opera da sola. Fa tutto da sé. Mentre il robot viene impostato comunque, viene attraverso... Attenzione, questo non è un automa, facevo differenza tra quello che è l'automa e il robot, mentre il robot... l'automa, il robot invece? Il robot è una macchina che viene guidata dal chirurgo, non ha un movimento indipendente, quindi le braccia del robot sono guidate dal chirurgo che al momento è alla console. Questo, ripeto ancora una volta, permette maggiore libertà di movimento all'interno dell'addome del paziente, così come una visione in 3 dimensioni. Questo permette di individuare quelle che sono le strutture responsabili della continenza e dell'erezione, perché nel momento in cui si asporta la prostata, per una certa percentuale di casi ci può essere la possibilità che il paziente diventi incontinente e impotente. Con la robotica si riducono questi effetti collaterali. Quindi una migliore qualità di vita del paziente. Una migliore qualità di vita. Questi robot potrebbero essere utilizzati per altre emergenze, altri casi? Parlo di chirurgia oncologica urologica, quindi mi riferisco anche al tumore del rene, al tumore della vescica, cioè non è una macchina che è nata solo per la prostatectomia radicale, cioè per la cura del tumore alla prostata, bensì per eseguire tutti quegli interventi che vengono oggi eseguiti in laparoscopia, quindi anche per quello che riguarda le patologie benigne. Ma l'indicazione della mia direzione, che ha acquisito questo robot, è appunto dedicarci soprattutto allo smaltimento, grande e annoso problema, delle liste dei pazienti oncologici. Tenga conto che oggi nel mio ospedale, fino a che non è arrivato appunto il secondo robot, il paziente affetto da carcinoma alla prostata, prima di essere operato, aspettava dai 5 ai 6 mesi. Aia, 5-6 mesi. Esatto. E adesso? Adesso ridurrò le sedute operatorie e arriveremo ai 2-3 mesi, che è un tempo... La metà? È un tempo comunque sì, accettabile. Un grossissimo, sì, è comunque un'attesa, ma è esattamente la metà rispetto di quello a che adesso, esatto. E quindi esatto. È un successo. E ridurrà anche quello che è il problema reale della migrazione sanitaria. Conosciamo bene il fatto che molti pazienti per essere curati si rivolgono ad altre regioni del nord, laddove in particolare il robot è molto più presente rispetto alla nostra regione. Ah, sono più diffusi quindi? Assolutamente. Tenga conto che nella sola città di Milano sono presenti 18 robot. Ah, però. È una chirurgia che ormai è da tempo che la si fa. Da noi diventa una novità in quanto l'acquisizione dei robot avviene un po' dopo rispetto alle altre regioni è comunque d'Italia. importante, è importantissimo che ci sia. Lei prevede che ci sarà uno sviluppo da questo punto di vista ulteriore? Io spero che i robot siano sempre più presenti in tutti gli ospedali della regione, così come avviene nelle altre regioni d'Italia. Tutto questo succede perché le altre regioni hanno adeguato i loro DRG, ossia... Che cosa? I DRG. DRG, oggi un'azienda ospedaliera produce sanità. Producendo sanità presenta poi una sorta di fattura di quello che ha fatto all'assessorato. Quando la chirurgia robotica ha un prezzo elevato rispetto a quello che è la chirurgia tradizionale, il DRG, ossia quello che la regione paga per la prestazione, non copre le spese del robot. Nelle altre regioni d'Italia invece il DRG, ossia la fattura di quello che noi eseguiamo, prevede un'aggiunta di spesa e quindi un'aggiunta di soldi che prende l'azienda per coprire le spese della chirurgia robotica. È parte dalla regione. Quindi dobbiamo fare un appello perché questo possa avvenire. Sono diversi anni che l'assessorato cerca di risolvere l'annoso problema. Tra l'altro tenga conto che un paziente siciliano che va a operarsi a Milano è la regione che paga. E quindi sono soldi che la regione paga a un'altra regione e li paga a un prezzo più alto perché paga la differenza della chirurgia robotica. Già. Beh, questo è un discorso politico che... No, ma al di là dell'aspetto politico in senso sociale. Sì. Di interesse sociale. Però è interessante sapere
che sì, si va, dice vado là così faccio in fretta, ma intanto a Siamo pagare, sempre noi a pagare. paga sempre la stessa regione, quindi Esatto. non è vero che in qualche modo si snellisce, sì, si snellisce i tempi. E questo è più che comprensibile per una persona che sta male. Esatto. Però dal punto di vista... Ma anche al nord non ci sono liste d'attesa di un mese, sono sempre liste d'attesa ben lunghe anche nelle altre livelli sono regioni. più o meno su... Io reputo che siano intorno anche loro tra i 3 e 4 mesi di attesa. Quindi arrivare a quegli standard qui da noi evita che la gente debba comunque migrare per essere trattata. Dimezzare i tempi di attesa, abbiamo detto 2 o 3 mesi. È fondamentale. E questo già potrà essere... Nelle prossime settimane è il nostro obiettivo. Beh, complimenti al dottor Bartolotta, alla sua Io equipe. ringrazio la direzione che mi ha creduto e che ha investito su questo. Ci fa molto piacere poter raccontare storie come queste e miglioramenti di questo genere che riguardano la qualità della vita di tutti noi. È il bene maggiore che la salute. E anche naturalmente il progresso tecnico-scientifico delle cure. Grazie ancora, buon lavoro, complimenti. Noi adesso facciamo una pausa e ci occuperemo presto di altro. State con noi, buongiorno Sicilia. Abbiamo 2 ospiti in studio, il professor Salvo Barbagallo che è docente di idraulica agraria all'Università di Catania, in collegamento Dino Taschetta, lo vedrete fra un attimo, che eccolo qua, buongiorno, benvenuto, presidente di Colomba Bianca. Colomba Bianca, diciamolo subito, una delle maggiori cantine produttrici di vino biologico in Europa e che naturalmente risente dei problemi che ci sono nella nostra regione, in particolare di siccità. Sono problemi molto seri, è vero? Sì, sono problemi gravosi. Nell'ultimo anno c'è stata una grave siccità, non è la prima in Sicilia, ricordo dall'80 all'82 3 anni consecutivi di siccità e purtroppo non è solo il cambiamento climatico, ma la regione siciliana è soggetta a questi fenomeni. E per voi che producete vino, Taschetta, Colomba Bianca in particolare, è un'annata che rischia di essere compromessa, vero? È un'annata che a oggi già spero messa in discussione. Noi veniamo da un anno particolarmente difficile, ma quest'anno rischia di essere ancora di più, perché da noi, non avendo l'acqua per poter irrigare, diventa veramente un disastro riuscire a produrre bene e delle quantità adeguate per essere sostenibile. Ecco. Certo. E noi capiamo benissimo quello che lei sta dicendo. Torniamo in studio con il professor Barbagallo. Professore, in Sicilia piove poco, pochissimo, l'abbiamo visto quest'anno, quest'inverno, praticamente ha piovuto una volta sola, che io mi ricordo, e poi l'ombrello non l'abbiamo mai usato in città, figuriamoci nelle campagne. Allora, il problema diventa che cosa? Quello di utilizzare l'acqua di cui si dispone, quella che c'è, e quindi il pensiero va immediatamente alle dighe. Dico bene, professore? Sì, certamente. Purtroppo quando si manifesta una siccità è difficile poter intervenire immediatamente, cioè nel breve termine, perché i volumi in gioco sono volumi molto importanti, non è come l'uso potabile. L'uso potabile, chiaramente le misure di mitigazione sono più semplici, si va ai razionamenti, si attivano nuovi pozzi. I sistemi invece irrigui collettivi siciliani sono grandi sistemi, per cui reperire nuove risorse e con volumi ingenti è molto difficile nel breve termine, quindi bisogna pensare a una programmazione di medio-lungo termine. La regione siciliana sta facendo investimenti molto importanti, in questo momento ci sono circa 200 milioni di euro di opere in appalto o in fase di appalto, inoltre ha presentato un piano idrico nazionale con 1 miliardo di investimenti e ad aprile dovrebbero partire. Dovrebbero essere finanziati gran parte di questi investimenti. Sono cifre molto importanti. Sono cifre veramente importanti. Naturalmente scontiamo un po' di carenza nella gestione delle dighe degli anni passati. Negli ultimi 15 anni gli interventi di manutenzione sulle dighe sono stati carenti. Scusi se la interrompo, stiamo vedendo alcune immagini, adesso non so se si riferiscono esattamente a ciò che stai dicendo, ma danno proprio la conferma di questo ragionamento. Cioè le dighe
dighe in Sicilia sono state costruite, le dighe più giovani hanno 50 anni, quelle più anziane oltre 100 anni. Per Bacco. Come tutte le opere naturalmente necessitano di interventi di manutenzione straordinaria, soprattutto perché bisogna anche capire che assieme all'acqua arrivano anche i sedimenti. E cioè non arriva solo acqua in una diga, arriva anche terra e questo è un fenomeno naturale e quindi bisogna intervenire. Ora finalmente all'interno del piano idrico nazionale si stanno prevedendo degli interventi di disinterro e quindi speriamo che nel breve termine, nel medio termine si possa operare. Capisco però la difficoltà degli agricoltori che non possono aspettare il medio-lungo termine, certo. Vogliono interventi immediati e questo diciamo è assolutamente giustificabile. Ancora un'osservazione, professore, poi diamo di nuovo la parola al Presidente Taschetto. Leggo su 46 invasi, cioè dighe più o meno comunque zone dove si raccoglie l'acqua, presenti in Sicilia, appena 22 risultano in esercizio normale, una su 3. Cioè che vuol dire, professore? Significa che ci sono state delle limitazioni nel livello di invaso, quindi nella capacità di accumulare l'acqua, perché ci sono problemi strutturali o problemi di interrimento delle opere di scarico, delle opere di presa. Però il tema non è solo questo, soltanto questo, il tema è che nell'ultimo anno, nelle ultime 2 stagioni non è piovuto in Sicilia. Ecco. È stato un 2023 disastroso con una stagione irrigua veramente carente perché appunto non ci sono stati deflussi superficiali e questa stagione nel 2024 ci siamo giocati già l'80% della stagione. L'80%? Beh, l'80% perché statisticamente poi voglio dire può accadere anche che il mese di marzo sarà un mese piovoso. Vedremo, speriamo. Che dobbiamo fare? Incrociamo le dita. Presidente Taschetta, Presidente di Colombe Bianche, voi a questo punto cosa fate? Cosa chiedete? Noi siamo nelle mani di Dio a questo punto, perché non credo che l'uomo ormai possa fare qualcosa nel breve, come diceva il professore. Qua ci vuole un piano Marshall che richiede miliardi di euro per rendere questa terra un giardino. La cosa che mi fa impazzire, quando vado in giro per il mondo, in Cile, in Israele, in Argentina, i deserti li hanno fatto diventare giardini e noi i giardini rischiamo di farli diventare deserti. Allora non c'è dubbio che ognuno di noi va a finire là dove è diretto e noi siamo diretti nel fosso, non siamo diretti per fare una viticoltura, un'agricoltura di qualità, perché per fare qualità ci vuole lo sterzo in mano e lo sterzo è dato dall'acqua. Ora è vero che quest'anno è un anno super eccezionale, che se anche avessimo avuto i laghi perfetti magari sarebbero ancora vuoti, ma è anche vero che noi nelle annate normali succede questo, cioè noi non possiamo permetterci di lavorare un anno con così, come se mettiamo il santino nelle nostre aziende e speriamo che vada tutto bene. Perché non funziona più così. Parliamo di imprenditori agricoli, ma come si fa a fare impresa in una situazione di questo tipo? Ecco, Presidente Taschetta, scusi se la interrompo, lei ha detto anche nelle annate normali ci sono problemi di questo tipo, perché? Perché? Perché la pioggia in Sicilia, anche quando, cioè noi su 10 anni, almeno 7-8 anni piove in maniera abbondante. Il problema è che la fa in maniera discontinua in momenti dove magari non serve e invece noi dobbiamo imbrigliare l'acqua per renderla disponibile nel momento in cui servono alle colture. Allora è chiaro che se non piove c'è poco da fare, ma se piove l'acqua la buttiamo a mare, è chiaro anche che abbiamo poco da fare. Cioè, ci vuole una politica di lungo termine. Io mi rendo conto che, veda, io dico, ho avuto a che fare spesse volte con l'assessore all'agricoltura, che è uno sicuramente dei migliori assessori che ha avuto questo territorio. Ma quando la politica opera pensando al breve, è difficile risolvere i problemi nel lungo termine. E allora ci vuole un piano Marshall di cui ho parlato io, un piano che vuol dire piano Marshall, Presidente? Per i prossimi 30 anni. Perché vuol dire, Presidente, piano Marshall? Vuol dire un sacco di soldi, ma per fare che?
vuol dire sistemare i laghi che ci sono, vuol dire creare, fare uno studio attento di tutto il territorio, creare dei laghi consortili anche piccolini nelle colline che servano anche pochi centinaia di ettari, vuol dire avere un piano. Ecco, per ora quello che vedo in Sicilia in generale è che non c'è un progetto di lungo termine in cui sia chiaro chi fa che cosa, i tempi in cui vengono fatti. Le porto un esempio. Noi abbiamo un bacino sotto la diga Trinità che sono di circa 6.000 ettari di terreno che può essere irrigato. La diga Trinità può contenere 20 milioni di ettolitri di acqua, per ora ce ne saranno 2 sì e no. Ma sa la cosa assurda qual è? Che le paratoie sono chiuse e se anche piovesse da adesso fino a quando ci servirà l'acqua, l'acqua andrà a finire al mare. Professore, professor Barbagallo, è un paradosso assurdo, ce ne sono anche altri, immagino, di situazioni simili. Sì, dicevo prima che sicuramente c'è stata una certa trascuratezza nella gestione delle dighe negli ultimi 15 anni, ma oggi non dico un piano Marshall, ma un piano molto serio la regione siciliana ce l'ha. Citavo poco fa che tra Sicilia orientale e Sicilia occidentale ci sono 200 milioni di opere in fase di appalto e in fase di realizzazione. Citavo prima che il piano idrico nazionale prevede investimenti per 1 miliardo di euro per mettere a posto le dighe, quindi un progetto, diciamo, a medio-lungo termine. L'assessore all'agricoltura l'ha dato per la Sicilia, dovremmo raccogliere, l'assessore San Martino l'ha dato e diciamo già quest'anno, ma il prossimo anno soprattutto, riusciremo ad avere i primi risultati. Le leggo un esempio che ho sotto gli occhi. La diga Trinità può arrivare a contenere 18 milioni di metri cubi d'acqua, ma l'anno scorso è stata autorizzata a contenerne soltanto 4 milioni. Con queste quantità, cioè 4 per 4, 16, meno di un quarto, si riesce appena a irrigare i terreni nel comprensore del lago, ma riempite invece interamente avremo 3 anni di acqua. Sì, dicevo appunto, Trinità è uno di quegli invasi che ha subito limitazione di invaso per problemi strutturali. L'anno scorso, grazie anche all'intervento... Problemi strutturali vuol dire che non è sicura? No, problemi strutturali significa che bisogna realizzare delle opere di manutenzione che sono indispensabili, ma l'anno scorso è stato durante la stagione innalzato leggermente il livello di invaso grazie appunto all'interesse dell'assessore all'agricoltura. Quindi, Presidente Taschetto, qualche prospettiva mi pare che sia stata indicata, magari non sarà immediata, ma come dire, gli investimenti ci sono, la strada è tracciata. Sì, mi piacerebbe capire chi andrà a dire ai produttori che anche quest'anno non potranno irrigare, quelli che sono in mezzo alla strada con i trattori, per ora che magari la gente non sa nemmeno perché spesso sono in mezzo alla strada con i trattori, ma è chiaro che c'è un malessere veramente pauroso che io non so dove può andare a sboccare in una situazione di questo tipo. Sì. La gente sta potando e al 99% delle situazioni non riuscirà a irrigare e questo vuol dire iniziare un'annata in perdita e continuare con le perdite degli scorsi anni. Quindi è da quando ero bambino che sento parlare di sistemare le dighe, ogni anno si fa qualche piccolo come dire, intervento tampone, ma non è con gli interventi tampone che si risolve il problema dell'irrigazione in Sicilia. Chiarissimo, Presidente Taschetta. Ci lascia con l'amaro in bocca una considerazione di questo genere. Però, no, io dico che ha ragione, nel senso che quando c'è la siccità in agricoltura non si trovano soluzioni immediate perché i volumi in gioco sono veramente elevati. Però una strada è stata tracciata in Sicilia. Bene, speriamo che... Prego, Presidente. Il professore ha detto bene, quando c'è la siccità, noi soffriamo anche quando la siccità non c'è. Questo è il disastro, cioè noi non possiamo, è chiaro che se non piove per tutto l'anno, anche se abbiamo i laghi non li riempiamo, ma quando piove buttiamo l'acqua al mare, poi quando ci serve non l'abbiamo, è chiaro che il problema c'è ed è un problema. Allora, sì, dicevo appunto che sulle dighe c'è stata una certa trascuratezza negli ultimi 15 anni, non si è intervenuto, quindi do perfettamente ragione. Oggi con il piano idrico nazionale speriamo che si possano avere le risorse e anche la volontà
e la capacità tecnica per poter intervenire. Il suo scetticismo permane oppure no, Presidente Taschetta? Come, mi perdoni? No, dico, che commento fa? Il commento è di una tristezza infinita. Io sono convinto che anche quest'anno rischiamo di perdere una bella fetta di produzione e la perderemo per anni, perché i laghi, ricordo a tutti, che se anche si fa la manutenzione, siccome sono i laghi, la gran parte dei laghi in Sicilia sono fatti con le sponde in terra battuta, anche quando si sistemano non possono essere riempiti immediatamente. E quindi questo è un problema, che se anche si intervenisse domani mattina con miliardi di euro, noi non lo risolveremo nel giro di poco tempo. Quindi se iniziamo può darsi che fra un po' di anni avremo la capacità di dirigere noi le produzioni, altrimenti è meglio che ce ne andiamo, ci vendiamo i catastini e cambiamo mestiere, perché vi assicuro che gran parte di gente di questi che sono in mezzo alla strada per ora non hanno più voglia di continuare a lavorare in questo speriamo di no, professore. Io dico di no, se si interviene penso che si possano risolvere i problemi. Certo, ci vuole molto impegno, molta capacità, però allora, ripeto, per quello che mi costa, avendo anche collaborato con la redazione del piano idrico nazionale, credo che ci siano tutti i presupposti per intervenire, e la terra arriva negli invasi, perché con l'acqua arriva anche la terra, quindi bisogna gestire l'acqua e la terra. Ci fermiamo provvisoriamente qui, vedremo quali potranno essere gli... Se piove quantomeno in questo mese di febbraio e i primi di marzo riusciamo a contenere un po' d'acqua. Cioè, perché qua le paratoie sono aperte per ora nei laghi. No. Questa è l'amara realtà. Sono aperte? No, non sono, forse in qualche invaso, ma non sono aperte. Attività sono aperte. In qualche invaso. Chiudiamole, va bene, restiamo provvisoriamente qui, naturalmente la situazione è una situazione delicata. In qualche invaso sono aperte anche perché i primi deflussi possono asportare la terra dalla sponda. E speriamo che questo possa avvenire. Grazie alla Presidente Taschetta, grazie al Professor Barbagallo, ci fermiamo provvisoriamente, adesso facciamo una pausa e dopo un altro argomento. State con noi, buongiorno Sicilia. Sicilia, eccoci di nuovo insieme. Angelo, vogliamo tornare sui quotidiani? Sì, lo facciamo in qualche modo rimanendo in tema con quanto abbiamo detto prima sulle difficoltà dell'agricoltura. Partiamo della protesta dei trattori, perché Salvini adesso attacca l'Unione Europea, il vice premier, il governo troverà tutte le risorse, gli agricoltori sono divisi, alla Camera arriva l'esenzione IRPEF, ma da un'altra parte su Repubblica si scrive che i trattori in centinaia viaggiano verso Roma, ma è lite sull'apertura ai neofascisti. Così scrive Repubblica. Giovedì corteo al Circo Massimo, divide però l'adesione dell'ex di Forza Nuova a Castellino, riscatto agricolo, temiamo infiltrazioni, il leader del CRA Danilo Calvani, i coltivatori sono arrabbiati, devo trattenerli ma non so per quanto riuscirò a farlo. Questo è Repubblica. Si parla anche di questo tema sulla Stampa. 7 italiani su 10 stanno con i trattori, il 20% ora teme l'aumento dei prezzi e del cibo. Un quinto dei cittadini ha paura per la protesta degli agricoltori e questa finisca troppo presto e che ci siano dei rincari. Cresce la preoccupazione sulla distribuzione e la qualità degli alimenti che arrivano sulle nostre tavole. Quindi questa è la fotografia della nostra Italia da questo punto di vista. Poi vedete anche il Messaggero stamattina dice il dialogo, no, i fatti, e i trattori si spaccano. Ecco, c'è una divisione. C'è una divisione su quella che è la protesta. Altro tema di cui in qualche modo già stamattina abbiamo parlato, ma viene poi affrontato nelle pagine interne dei quotidiani, perché c'è l'avviso di Biden a Netanyahu: a Rafah va garantita la sicurezza dei civili, il leader degli Stati Uniti telefona al premier, spinge di nuovo sui negoziati. La difesa di Bibi, il numero di ostaggi ancora in vita giustifica il proseguimento del conflitto, la minaccia, fonti di Hamas sostengono che l'incursione a sud farà saltare la mediazione.
È un tema piuttosto, diciamo, sentito. Anche Repubblica, l'Egitto pressa Hamas per l'intesa, Biden prova a frenare Netanyahu. Quindi sono le due parti coinvolte, i due paesi in campo per evitare l'escalation. A Rafah un nuovo summit tra le intelligence al Cairo, fonti degli Stati Uniti indicano progressi nel negoziato per gli ostaggi. Questo scrive stamattina Repubblica. Altri temi che ritroviamo sui quotidiani di oggi, abbiamo parlato prima, lo vediamo soprattutto sulla Repubblica. Stato di diritto in Italia, ispezione dell'Unione Europea al governo su giustizia, RAI e bavaglio. Oggi i tecnici della Commissione saranno a Roma per avere risposta su 19 quesiti relativi alle ultime riforme. Nel mirino ci sono corruzione, libertà di stampa, conflitto di interessi e lo stop sulle intercettazioni. Questo è il tema che analizzeranno gli uomini di Bruxelles. Vedete il faro di Bruxelles sulle leggi sovraniste, timori per Quirinale e Costituzione. La stessa, e poi le altre notizie, perché la stampa ha un focus sui lavoratori senza contratto. Sono 10 milioni senza contratto. I sindacati sono sul piede di guerra, il 2024 deve essere l'anno dei rinnovi, si riparte dal commercio, aggiorni le richieste dei metalmeccanici e questa è la situazione che viene riportata dalla stampa. Visto che oggi è lunedì, chiudiamo con una pillola dedicata allo sport, al calcio, con la Gazzetta dello Sport. Sfrecciateo è il titolo della Gazzetta. Il Milan batte anche il Napoli, secondo posto a un punto, decide il francese su assist di Leao. Pioli, viaggiamo a ritmo Inter, Mazzarri sprofonda ed è nono. Questo è quello che scrive stamattina la Gazzetta. E poi intanto stasera in campo la Juve, Allegri non molla, scuote la Juve, torniamo a -4 con Milik e Chiesa. Questa è la sfida che chiuderà la giornata, la 24esima del campionato di Serie A. Bene, adesso è un momento dell'almanacco. Soffrite di problemi alle gengive o ai denti? Abbiamo un rimedio naturale che potrebbe fare al caso vostro: i chiodi di garofano. Questi piccoli ma potenti antinfiammatori naturali possono essere di grande aiuto. Che siano interi o macinati, basta prendere 2 o 3 chiodi di garofano e metterli in bocca vicino alla zona dolorante per almeno 30 minuti. Oppure potete applicare l'olio di chiodi di garofano mettendo qualche goccia sulla parte infiammata ogni 3 ore. Sapete che il camaleonte può cambiare colore non solo per mimetizzarsi, ma anche per comunicare con altri camaleonti? Ad esempio, un camaleonte maschio può diventare rosso per attirare una femmina, oppure per segnalare a un altro maschio di allontanarsi dalla sua zona di accoppiamento. Esploriamo l'espressione stare con le mani in mano. Non è un luogo comune, noi italiani gesticoliamo con fervore, riuscendo spesso a riassumere un intero discorso con un semplice sventolio di mani e dita. È facile comprendere la sua connotazione negativa. Dopotutto, dire a un italiano che se ne sta con le mani in mano è come privarlo di uno dei suoi tratti distintivi. L'espressione si usa per indicare una persona che non sta lavorando, mentre tutti attorno a lei si danno da fare. Eccoci nuovi insieme in diretta, non abbiamo bisogno del televoto per dire che è il suo momento, lo diciamo senz'altro. Marco Amato, a te la linea. Buongiorno, buongiorno Michele, buongiorno Angelo, buongiorno Sicilia. Buongiorno. Allora, la tazzina com'è? Sanremese? No, non mi pare. Ha sempre il motivo floreale, però questa è una Limoges antica, è una Limoges Gidot, ovvero è proprio il paese di provenienza dove nasce il Limoges, quando ancora era fatto a mano, quindi è una tazzina che ha una sua preziosità proprio perché è una delle antesignane di quella che poi sarebbe diventato lo stile Limoges. Ma che meraviglia, vale tantissimo, complimenti, bravo.
Allora, di che parliamo oggi? Allora, di che parliamo? Cantava Lucio Battisti, sempre di canzoni perché sapete che sono un patito di Sanremo, di fiori e di caffè. Ebbene, con grande soddisfazione intanto vi ricordo che l'astrologa aveva detto Bertè, Angelina, Annalisa. E beh, 2 su 3 le abbiamo sul podio. Anche se la Bertè, diciamolo, è stata anche la vincitrice morale di questo festival, è stata molto amata, acclamata, soprattutto ieri da Mara Venier, ci ha commosso un po' tutti. In ogni caso, un festival dei record, delle meraviglie, si chiude benissimo, assolutamente. E, vi faccio notare che Annalisa è una leone, ma avevo detto che era dei segni di fuoco. Angelina e Joliet sono Ariete, quindi i fuoco hanno veramente trionfato al festival. Ebbene, le polemiche ci sono comunque state, da brava tradizione italiana, proprio perché il rapper Joliet ha avuto ai televoti un sovrastante vantaggio, per cui la polemica si è accesa un po' più, come dire, su come e perché poi si determinano determinate graduatorie e determinati voti. Beh, diciamo che i segni zodiacali sono pari, quindi da astrologo non posso dire proprio nulla, però sicuramente magari è più nel criterio di scelta, nel senso, se metto in gara un mostro sacro della musica via internet, è naturale che poi mi devo aspettare un televoto che sia schiacciante, perché comunque quelli sono i suoi risultati normali. In ogni caso, senza né vincitori né vinti, il festival è bello proprio perché ognuno trova comunque la sua canzone. Non saranno vincitori, è bravissima Angelina Mango, assolutamente, che ci ha commossi, ci ha dimostrato un talento, ha svecchiato un po' con questa forza vitale, facendo comunque un omaggio meraviglioso alla tradizione, brava lei. Dicevo, non avranno vinto altri, però clamoroso successo di Bertè, bravissima Mannoia, anche col suo inno a se stessa e alla sua storia. Bravi tutti, si sentiva comunque una grande forza positiva. E parlando ancora di astrologia, oggi Marte è entrato in Acquario, quindi la polemica si fa idealista, non so se avete notato. Ed ebbene, oggi questo Marte favorirà i segni d'aria, quindi Gemelli, Bilancia, Acquario sempre più in auge. Ci sono molti pianeti in Acquario, quindi benissimo per i segni d'aria e per i fuoco, Sagittario e Ariete che se ne avvantaggino, proprio perché il Sagittario ha voglia di cose nuove, mentre l'Ariete riprende a fare le cose che più gli piacciono. Un po' più in difficoltà il Leone, perché il Leone ha quasi tutto in opposizione, quindi avrà davanti le cose su cui deve lavorare. I Terra e gli Acqua cosa fanno? Gli Acqua godono in questo momento di un momento magico, si aggirano un po' interstizialmente nelle cose, ma Scorpione e Pesci e Cancro stanno molto lavorando sulle loro vite, più ovviamente sempre in direzione di novità. Il Cancro che finalmente riesce a esprimersi, a parlare, non è più bloccato, i pianeti non sono più in Capricorno, quindi è più libero. I Pesci invece diventano molto più psichici, molto più sensibili, comunicativi e dinamici, invece gli Scorpione. Terra, essendo la compagine planetaria in Acquario, svantaggiato è il Toro. La Vergine perde gli appoggi di pianeti che stanno migrando dal Trigono in Capricorno in Acquario. E per ultimo il Capricorno, che anche se abbandona e cede i pianeti all'Acquario, ha tesaurizzato talmente tanto che adesso può materializzare la realtà dei sogni. E detto questo, signori, vi auguro un buonissimo inizio settimana e buongiorno Sicilia. Ciao. Grazie, ciao. Buon caffè a te, buon inizio di settimana. Lo sapevi, Angelo, che ricordando Abramo Lincoln, primo presidente repubblicano degli Stati Uniti, leader che guida il paese durante la guerra civile, salvaguardando l'unità nazionale e abolendo la schiavitù, per questo dal 12 febbraio, come oggi del 1892, per gli americani questa è festa nazionale, festa per Lincoln. Ma il 12 febbraio è anche il giorno in cui nasce un grande maestro del cinema italiano, Franco Zeffirelli, classe 1923, muore nel 2019. Zeffirelli si distingue come regista e sceneggiatore di opere teatrali, cinematografiche e televisive. Tra i suoi film più celebri ricordiamo Romeo e Giulietta, Gesù di Nazareth, Fratello Sole, Sorella Luna. Un altro personaggio che segna la storia del 12 febbraio è Calvin Coolidge, il 30° presidente degli Stati Uniti,
nel 1924 lancia il primo messaggio radiofonico dalla Casa Bianca. È anche la prima volta che una trasmissione radiofonica ospita uno spazio pubblicitario, anticipando una pratica che poi diventa comune in seguito. Questo lo dovevo leggere tu, leggi questo tu. Passiamo al mondo della scienza e della medicina. 12 febbraio 1941 è il giorno in cui la penicillina viene testata per la prima volta. Il primo antibiotico della storia era stato scoperto dal biologo britannico Alexander Fleming, che notò come una muffa fosse in grado di uccidere i batteri. Il 12 febbraio del 1994 è il giorno in cui avviene uno dei furti più clamorosi, questo è l'urlo però di Munch, è un'altra cosa, uno dei furti più clamorosi della storia dell'arte. 4 uomini entrano nella National Gallery a Oslo e rubano l'urlo di Edvard Munch, uno dei dipinti più famosi e più belli del mondo. I ladri lasciano un biglietto ironico: grazie per la scarsa sicurezza. Il quadro viene ritrovato 3 mesi più tardi. Guardate, questo è proprio l'orrore dell'uomo che intuisce che sta per arrivare la tragedia. Grande Munch. 12 febbraio del 2024, ovvero oggi, si celebra la giornata internazionale dell'epilessia, una malattia neurologica che colpisce circa 50 milioni di persone nel mondo. L'obiettivo di questa giornata è sensibilizzare l'opinione pubblica sulle cause, i sintomi, le cure dell'epilessia e promuovere la ricerca e l'assistenza ai pazienti. Inevitabile concludere con il successo del momento, la canzone vincitrice a Sanremo, La Noia di Angelina Mango. Lei è la prima donna a trionfare sul palco dell'Ariston dopo 10 anni, figlia d'arte, figlia del grande Mango. Angelina ha già conquistato il pubblico lo scorso anno, ha stupito tutti con la sua interpretazione della Rondine, nella serata dedicata alle cover, e ora si prepara a rappresentare l'Italia all'Eurovision Song Contest in Svezia. Riascoltiamola nella sua Cumbia della Noia. La cumbia è in Colombia, è molto molto diffusa. La Noia. A domani, grazie, buona giornata, buongiorno Sicilia. A domani.